Io sono al fianco di tutti i sindaci, ma mi aspetto applichino la legge anziché fare disobbedienza ideologica, lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando la decisione del sindaco Giordani di iscrizione all'anagrafe del comune di Padova di un richiedente asilo. Il primo cittadino ha definito il suo gesto di autotutela per prevenire ripercussioni giudiziarie. Comunque la decisione è apertamente in contrasto con il decreto sicurezza Salvini, già criticato in passato da Giordani. Oltre al vice premier, anche la Lega Veneta ha attaccato duramente il sindaco di Padova. Mi sembra una giunta hippie, ha detto il senatore Andrea Ostellari. A Padova un'amministrazione sempre più di sinistra e sempre meno civica. Questo è quello che registriamo negli ultimi giorni, a partire dal ripescaggio della consulta dello straniero e per finire alla recente iscrizione anagrafica del richiedente asilo, iscrizione che peraltro sotto il profilo pratico non porta assolutamente nessun tipo di beneficio. Io credo che Padova e i padovani non abbiano bisogno di questo. Pensiamo che Padova e i padovani abbiano bisogno di un'amministrazione che sappia applicare la norma, che sappia dare risposta ai cittadini. Vista l'attenzione che la Giunta dedica agli stranieri, ai padovani non resterà che chiedere asilo, conclude Ostellari. Per il Carroccio la decisione di Giordani di iscrivere il richiedente asilo che da tempo vive e lavora tra Padova e Venezia è un autogol per l'amministrazione padovana. È un messaggio assolutamente sbagliato in un momento in cui con grande fatica stiamo mettendo ordine a una accoglienza fatta dal centro-sinistra negli ultimi anni che ha scaricato sui cittadini innocenti e inermi le loro incapacità e irresponsabilità.